se riuscita che abbiamo portato le fascette, però se riusciamo a chiudere. Contro ogni difficoltà per raggiungere gli obiettivi e mandare un messaggio al campionato. San Giorgio Piana e Licata proseguono oggi il loro cammino con l'obiettivo ben chiaro in mente, con il traguardo vicinissimo e quasi tra le mani, oltre ogni difficoltà, assenze, infortuni o squalifiche, perché la forza non è il singolo ma il gruppo che ti permette di sognare a occhi aperti per potersi togliere soddisfazioni e, perché no, mostrare a tutti un sorriso splendente anche nelle giornate di pioggia. Ma si sa, non può piovere per sempre, dopo la pioggia spunta sempre il sole, allora testa bassa e pedalare contro ogni difficoltà. Amici di Sportissimi, da parte di Luca Buceri, buon pomeriggio e benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Licata, gara valida per la 22esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Tutto pronto in campo per l'avvio di questo match tra San Giorgio Piana e Licata. San Giorgio in completo bianco, mentre Licata in maglia blu, che va a salutare i suoi tifosi che sono arrivati oggi qui a Piana degli Albanesi per spingere la squadra di mister Bonfatto, oggi squalificato. In panchina c'era mister Ferrante. Intanto prima del match ci sarà un minuto di raccoglimento. Dirige l'incontro il direttore di gara Riccardo Delfino della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cottone e Fabio Marino, entrambi della sezione di Palermo. Dopo il minuto di raccoglimento andremo a vedere le formazioni. Ed ecco quindi pronti qui al Licauli per partire. Partiamo ovviamente con la formazione del San Giorgio Piana, che giocherà con un 4-3-1-2 con Sisei in porta, Barbare, Iamme, Terzini, Dario Neri e Gaio centrali. A centrocampo Diacate, Passera, Sannasardo, Candela trequartista e Martinez con Amaya in avanti. Risponde il Licata con il consueto 4-3-3 con Valenti in porta, Tedesco, Calaiò, Pettinato e Brugnone in difesa, Palmisano, Viglianisi e Merola a centrocampo, Manfredi in attacco con Minacori e La Piana. Sul primo pallone c'è Merola, pronto a far partire il match quando Delfino darà il via. Tasto play, inizia la partita tra San Giorgio Piana e Licata, primo possesso per la compagine allenata come detto da mister Bonfatto, ma quest'oggi in panchina Ferrante. Primo pallone sbagliato dalla compagine ospite con Amaya che prova a rincorrere e riesce a metterla al centro, va giù Martinez, non c'è nulla per il direttore di gara. Primo rischio per il Licata con Pettinato che ha cercato in qualche modo intanto di contrastare l'arrivo di Amaya. Poi Martinez non è riuscito né a subire il tocco del difensore delicata per prendersi il rigore né tantomeno la deviazione in angolo. Qui pallone che va da Passero, spinge Tedesco, non c'è nulla, c'è Barbara alzato a destra, Diacate prova lo stop, non riesce, allora Merola può fare ripartire indicata con Manfred, bravo qui Capitano Gaio, giocata, poi pallone che resta lì, si corre con Diacate, anzi con, scusate, con Yam che mette in rimessa laterale. Tedesco sul pallone, pronto alla battuta. Chiede il cambio pallone Tedesco perché probabilmente la sfera arrivata in mano al numero 29 era sgonfia. Tedesco sul pallone, c'è vicino Palmisano con Diacate che lo controlla. Diacate di testa, attenzione, La Piana al volo, si sa in due tempi, riesce a farla sua e si salva il San Giorgio con
il solito La Piana che ha cercato la conclusione al volo. Lo abbiamo visto tante volte durante questa stagione trovare soluzioni estemporanee. Pallone messo per Martinez, bravo qua, pettinato di testa. Il pallone scambiato tra Barbara e Passero. Interviene ancora una volta pettinato con Tedesco che prova ad andare da Manfred. Difesa del San Giorgio che riesce a tenere poi qua Palmisano non in maniera ottimale, riesce a uscire palla al piede Candela che poi vede vicino Gaio, serve, scambio veloce con Diacate, Neri per vie centrali, si va da Martinez che va giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara, allora si può continuare con Minacori, Merola, si va da Brugnone che non riesce a tenere il pallone, allora si va dall'altro lato da Amaya, Candela, Diacate, alza la testa, prova a fare partire la corsa di Fefe Amaya che può correre ma non arriva, pallone che si spegne in rimessa laterale. Che sarà battuta da Brugnone. Primi minuti che sono ovviamente scivolati per fase di studio tra le due squadre con mister Boncore che quest'oggi ha deciso di non schierarsi con la solita difesa a 3, bensì con la difesa a 4, con un 4-3-1-2 con Candela a supporto di Amaya e Martinez nel tentativo ovviamente di cercare di fare male a Licata che in questa stagione non ha mai perso in trasferta. Ale! Chiama Vito! Chiama! Mario! San Giorgio che dalla sua invece vanta una sola sconfitta tra le mura del Licauli contro la Partinica Audace, ma San Giorgio che in casa ha subito soltanto 2 gol, quindi sarà sicuramente impresa ardua per il Licata quest'oggi. Candela recupera il pallone, si va da Barbara che punta a Tedesco, può correre Barbara, Tedesco mette il braccio, spinge un po', c'è vicino l'assistente Cottone che non ravvede fallo, solo rimessa laterale per il Licata con lo stesso Tedesco sul pallone. C'è vicino Viglianisi, così come Palmisano e La Piana. Qua intanto Delfino richiama Boncore. Tedesco può battere, si va a cercare Palmisano, il sandwich tra Passero e Diacate. Qua Diacate di testa, spinto da Manfred. Delfino è vicinissimo e non può fare altro che fischiare calcio di punizione in favore del San Giorgio. E spetterà proprio al direttore di gara il fischio con Diacate che però non aveva sentito l'indicazione ed era andato subito a battere, quindi si dovrà ovviamente ribattere con Diacate che va da Passero, si va da Neri. Largo per Barbara che cicca il pallone. Era una buona possibilità per il numero 7 e per il San Giorgio Piana di costruire un'azione offensiva con Martinez ed Amaya che erano vicini, con Candela che stava accorciando. Allora Martinez può giocare, Palmisano riesce ad intervenire sul pallone, poi Viglianisi non in maniera precisa, Tedesco, pallone calciato via, Yamme, Sanna Sardo con il braccio, calcio di punizione. Pallone che rimane a Viglianisi con Candela che lo frena un attimo. Cerca La Piana, prova a metterla al centro. Riesce a ottenere la rimessa laterale con Tedesco sul pallone, 7 sul cronometro, 0-0 ovviamente tra San Giorgio e Licata. Tedesco prova a calciare, Passero lo mura, Barbara allontana per Martinez, pettinato lo infastidisce. Allora qui
c'era la giocata di Manfred a cercare Palmisano, che stava addirittura anche guardando la porta di Sisè, ma fuori gioco di Manfred, e dunque sospiro di sollievo per il San Giorgio, che può costruire in difesa con Neri. Neri prova ad avanzare, calcia in avanti a cercare Martinez, poi pallone che si alza, pettinato, mette in rimessa laterale. Neri sul pallone, Delfino richiama la panchina del Licata per un dirigente in piedi, dunque si attende il fischio del direttore romano per riprendere. Barbara proprio sulla palla, Passero stoppa, riesce in qualche modo a superare Palmisano, poi si cerca Sannasardo, Sannasardo può calciare, Valenti viene tratto in inganno da una deviazione della difesa dell'Elicata, rimessa in favore ovviamente della squadra di casa con un calcio d'angolo importante. Abbiamo visto tante volte occasioni da palla inattiva per il San Giorgio finalizzate. Salgono tutti gli uomini con centimetri in Casapiana. Passero la mette al centro, Neri prova ad intervenire, viene anticipato da un difensore delicata, calcio d'angolo dall'altro lato, quindi da una fascia all'altra per Passero, per battere questo angolo con Sannasardo fuori area, controllato da Merola. Passero alza la testa, guarda il movimento dei suoi, si avvicina a Fefe Amaya, scambia proprio con Passero che calcia al centro, Valenti sicuro, si accartoccia sul pallone e vuole subito ripartire, ma viene frenato da Martinez e allora si deve giocare da tedesco. Corre il 29, Passero bravissimo in questo caso a mettere il piede, rimessa laterale per il Licata. Tedesco sul pallone, pallone a cercare la Piana, Tedesco calcia in avanti a cercare Manfred, interviene Neri, poi ancora Palmisano di testa, Neri non interviene, fa rimbalzare il pallone, fortunatamente per lui c'era un compagno vicino, poi qua in due provano a controllare Martinez, ovvero Brugnone e Pettinato, riescono nel loro compito e dunque pallone che arriva docile tra le mani di Valenti. Il pallone ora arpionato da Sannasardo. Amaya scambia con Candela. Sannasardo, Minacori riesce a infastidirlo e a togliergli il pallone, poi Gaio anticipa Manfred e mette in rimessa laterale. Messa lunga a cercare Merola che non riesce a intervenire, Viglianisi, Diacate in questo caso non riesce a controllare bene, quindi avanza il Licata, primo in classifica in solitaria con 10 punti di vantaggio sul trenino delle seconde. Occasione ovviamente per il Licata oggi per cercare un allungo. Manfred di testa prova a prolungare dove c'era Minacori. Viglianisi calcia al centro, nella terra di nessuno, o per meglio dire nella terra di Sisè, che calcia subito in avanti a cercare Amaya e Pettinato mette la testa per salvare il Licata in rimessa laterale. Neri, pallone a cercare Gaio che va dall'altro lato da Yamme. Diacate, eleganza da Gaio nuovamente che torna da Neri che può salire palla al piede, punta la Piana, poi Barbara con Martinez che va a prendere il pallone, un bel taglio tra i due. Passero, si ritorna da Martinez, interviene Viglianisi e mette in rimessa laterale. Ottimo qui giocata della squadra di mister Boncore che aveva cercato velocità e soprattutto taglio. Pallone in centro a cercare Fefe Amaya. Qua Minacori prova a intervenire, viene fermato fallosamente, calcio di punizione.
con Fefe Amaya che chiede spiegazioni al direttore di gara romano, che si è allontanato, sicuro della propria decisione. Valenti chiede ai suoi di salire per cercare ovviamente la spizzata di testa in avanti. Pallone calciato a cercare Manfrè. Neri interviene rubando il tempo a Manfrè. Poi il pallone che resta in possesso del San Giorgio con Passero. Tedesco con gli ultimi centimetri rimasti riesce ad andare di testa. Palmisano ancora qua, attenzione alla spallata di Candela. Calcio di punizione. Pallone tra i piedi di Pettinato che prova a calciare per cercare l'inserimento di Minacori. Bella idea, peccato per la realizzazione finale. Col pallone che si spegne in rimessa dal fondo. In casa di Cata manca Porcaro, squalificato, manca Flores, anche lui squalificato. Ancora acciaccato Privitera, influenzato Imbroggiano, quindi assenti che si fanno sentire. La Piana va da Manfrè, Capitan Gaio, bravissimo, subisce un colpo, non per il direttore di gara, quindi calcio d'angolo forse per il Licata, non abbiamo visto dove è uscito il pallone. Sì, calcio d'angolo, però rimane a terra Capitan Gaio. Possibile guaio muscolare per il numero 5 che si rialza, aiutato dal direttore di gara. Calcio d'angolo affidato al destro di Calogero Lapiana. In tanti al centro, gli unici che non sono dentro sono Tedesco, Pettinato che però sta arrivando. Pallone messo al centro a cercare Minacori, Ciccaviglianisi, poi Manfrè! Pallone che termina fuori. Toccato da Sissé, ma che occasione per il Licata che al 14° minuto sfiora il vantaggio, ci mette le mani Sissé. Altro calcio d'angolo, altra occasione per il Licata. Ancora la Piana, la mette al centro dove non riesce ad arrivare nessuno se non Pettinato che calcia. Pallone che termina sul fondo. Doppio brivido per il San Giorgio che si salva. Avevamo detto degli assenti in casa Licata, in casa San Giorgio. Manca invece Mulè, squalificato dopo il match pareggiato a Sciacca contro l'Unitas. Ottimo risultato da parte del San Giorgio che continua con i suoi risultati positivi in stagione. Pallone che termina fuori, quindi rimessa laterale per il San Giorgio con Barbara sul pallone. Si avvicina Candela che scambia nuovamente con Barbara, tutto al volo, poi Pettinato di testa. Rimessa subito in gioco Candela da Barbara che la mette al centro a cercare Amaya che aveva appoggiato il pallone in cerca di un compagno. Manfrè va giù, non c'è nulla, Yamme può allontanare, allora Candela di testa non riesce ad intervenire. Qua Calaiò, la conclusione di Martinez ed è incredibile. Valenti che si apre, chiude tutto lo specchio della porta a Martinez e questa volta a salvarsi è il Licata. Grande intervento di Valenti, ma soprattutto ciccata di Capitan Calaiò. Ne approfitta, non le stava anzi per approfittare Martinez. E calcio d'angolo. C'è poi qua qualche scaramuccia in area di rigore tra Gaio e Viglianisi. Diacate e Viglianisi colloquio col direttore di gara che fischia e può far ripartire il gioco. Pallone messo al centro, Amaya aveva cercato in qualche modo di testa di fare da sponda, non fortunato perché il suo colpo di testa termina direttamente sul fondo e dunque rimessa
per il Licata, con Valenti che cerca un attimo di capire cosa fare, dice ai suoi di salire. E allora rimessa lunga di Valenti, a cercare il solito Manfred che si abbassa cercando la deviazione, la piana, la cicca. Attenzione che la palla resta lì, dicevamo Manfred che ha cercato la deviazione con Gaio che l'aveva fatta sua. Pallone che arriva in zona la piana, che in questo caso non è stato freddo come al solito. Qua Mero, attenzione, entra scomposto su Viglianisi, cioè scusate, su Diakate, con Viglianisi ora che prova la giocata, cercare Manfred, pallone che arriva nella zona di Gaio che calcia via Viglianisi, la cicca, Martinez può andare in controllo, poi Calaio, Valenti calcia via a cercare la piana, spinge Barbara, bravissimo qua la piana di fisico, Barbara sulla piana, calcio di punizione. Dobbiamo battere subito! Diamo intensità! Andre! 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 Valenti può calciare lungo a cercare il solito Manfred che prova a stopparla in qualche modo. Mina Cori controllato da Neri che calcia via. C'è, bravissimo qua Martinez a stopparla, può andare via Brugnone. Martinez mette il turbo, ancora Martinez. Martinez, bravo! Qua Brugnone a ritornare sul numero 11, a mettere il piede, a frenare la sortita offensiva del San Giorgio che però rimane in zona d'attacco. Sannasardo calcia, vuole troppo dal suo destro Vito Sannasardo che proprio qui in casa contro l'Accademia Trapani 2 settimane fa aveva trovato 2 gol dalla distanza, uno più bello dell'altro, certo aiutato da qualche disattenzione dell'estremo difensore avversario. In questo caso ha voluto davvero troppo dal suo destro, il numero 10. Allora, cercare la piana, bravissimo qui col controllo a seguire che però per lui poteva significare passaggio a Manfred. Difesa del San Giorgio che la fa sua, Tedesco di testa, la palla arriva a Manfred, Palmisano, Viglianisi, si ritorna da Tedesco, c'ha vicino la piana, Tedesco costretto ad accentrarsi, Viglianisi a cercare il movimento di uno tra Palmisano e Manfred, interviene Neri, poi Barbara non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale ancora in zona offensiva per il Licata che sta cercando il buco tra le maglie della difesa del San Giorgio. Tedesco riesce a mettere il piede però Candela non desiste, allora ancora Candela che prova ad avanzare, Viglianisi allarga il braccio, primo avvertimento per Viglianisi, calcio di punizione per il San Giorgio che ha occasione di guadagnare metri in avanti. ...21 sul cronometro, Neri sul pallone, c'è vicino Diakate che riceve, Passero, bravissimo a servire Barbara che mette al centro per Martinez che si accartoccia e non riesce a calciare, poi attenzione qua Manfred con Yamme, Manfred prova a salire, dall'altro lato c'è la piana, finta di Manfred su Yamme, gioco di gambe, Manfred prova a cercare Brugnone con deviazione, bravo a chiudere qua il numero 3, si batte subito in avanti a cercare Mina Cori, controllato da Capitan Gaio, pallone messo al centro da Brugnone verso Manfred, Barbara di testa la prolunga e la mette in rimessa laterale, la piana può battere subito da pettinato, si torna da Tedesco, 1-2 veloce, Tedesco la mette al centro da Manfred che può spizzare, non c'è nessuno e allora Candela ne approfitta, però la cicca, il pallone che torna in possesso del Licata con
La sfera tra i piedi di Valenti che calcia in avanti a cercare il solito Manfred. Si rinnova il duello con Capitan Gaio. Diakate prova a calciare in avanti a cercare la corsa di Fefe Amaya, però corre anche Pettinato che non si accontenta della rimessa laterale, continua a giocare, la fa sua e la dà a Valenti. Valenti calcia in avanti a cercare, indovinate un po' chi, Manfred. Gaio riesce a farla sua, poi ancora Manfred. Protegge il pallone, si va da Minacori che prova ad accelerare per prenderla. Non ce la fa. Ed è dunque rimessa per il San Giorgio. Minacori da quel lato ha avuto fin qui poco spazio. Bravo Yamme a chiuderlo anche con l'aiuto spesso in scalata di Sannasardo. Pallone con Viglianisi che controlla, dà dalla piana. Tedesco alza la testa, cerca di osservare il movimento dei suoi. Tedesco prova a metterla al centro, pallone messo in rimessa laterale. Tedesco, Minacori appoggia a cercare Palmisano. C'è Diakate a chiudere bene la linea di passaggio. Calcio d'angolo. La piana sul pallone. Tutti al centro. La piana a cercare Viglianisi. Attenzione, si sa che smanaccia. Vanno giù Palmisano e Neri. Per il direttore di gara a commettere fallo è stato Palmisano. Calcio di punizione per il fallo in attacco. E si sa che può giocarla subito da Neri. Diakate vicino, riceve, la fa sua. Vicino Barbara, poi qua Palmisano non riesce a controllarla. Rimessa laterale per il San Giorgio che sicuramente cercherà uno tra Maia e Passero. C'è Passero infatti vicino. Scambia con Candela. Sannasardo. Ancora Sannasardo dopo lo scontro con Amaya. Passero parla verso Martinez, spinto quel tanto che basta da Calaiò per non essere fallo ma per sbilanciarlo, fargli perdere il tempo di gioco. Però in questo caso il giocatore del San Giorgio è pure bravo a trovare la deviazione della difesa delicata. Calcio d'angolo affidato a Passero. E già Licata che si mette in posizione offensiva con la piana sulla linea di centrocampo. Passero calcia al centro a cercare Gaio che prova la deviazione al centro per far torre. Attenzione qua lo sconto tra Candela e Minacori. Yamme mette una pezza, rimessa laterale. Chiuso in tempo il contropiede del Licata che poteva fare davvero tanto male in ripartenza. Tante volte lo ha saputo fare in campionato, in questa stagione, in queste 22 partite giocate agli 8 e fuori casa. Brugnone sul pallone a cercare Minacori, però c'è Yamme. Si duella a centrocampo con Sannasardo. Passero, si va da Barbara, ancora Barbara che prova a puntare Tedesco, poi ci ripensa, il pallone messo a cercare centropassero qua. Bravo Diakate a intervenire, a frenare l'azione di ripartenza delicata. Tedesco si avvicina alla piana, che stop e calcia via a cercare Minacori. Rimbalza, pallone che lo supera. E allora Yamme può controllare e andare da Sisè. Rilancio del numero 1 di testa Capitan Calaiò. Yamme, Palmisano la fa sua, può avanzare Palmisano, la piana
Arriva anche Tedesco, la Piana prova a metterla al centro verso Manfrè che non arriva. C'è la trattenuta e calcio di rigore. Trattenuta su Manfrè. Calcio di rigore, partita che può cambiare al 26esimo, anzi al 27esimo minuto, scusate, quando sta per scoccare il 28esimo con il controllo di Yamme su Manfrè. Calcio di rigore. Delfino è stato sicuro della sua decisione. Calcio di rigore, tiro dagli 11 metri con la Piana sul pallone, pronto a sfidare Sisè per trovare il vantaggio. Fischia Delfino, la Piana contro Sisè. Parte la Piana! Sisè! Riesce a intervenire e a neutralizzare il rigore. Bravissimo Sisè ad aspettare fino all'ultimo il movimento di La Piana. Lo neutralizza benissimo qua l'estremo difensore del San Giorgio. Martinez non riesce a tenerla e allora Palmisano che può ripartire. Calcia in avanti a cercare Minacori, poi Neri di testa, si torna da Sisè. Mamma mia, ma come si fa a fischiare il rigore così? Sannasardo sul pallone. Diacate. Si va da Palmisano che riesce a tenerla. Pallone a cercare nuovamente la Piana che deve cancellare l'errore dal dischetto e ripartire. Qua attenzione, sbaglia Calaio. Valenti corre per non far arrivare sul pallone Fefea Maia. Merola non riesce dopo il disturbo di Diacate. Batti e ribatti, pallone che torna in possesso del San Giorgio con Fefea Maia. Alza lo sguardo l'ex Niscemi a trovare Barbara. Passero, ancora Passero. Aspetta un attimo il movimento dei suoi, la mette al centro Merola e Minacori che allontana. Senza fronzoli, senza pensarci. Senza però ovviamente un obiettivo in avanti, se non Manfrè che non poteva assolutamente arrivare sul pallone. Rimessa laterale per il San Giorgio con Passero che prova ad intervenire sulla giocata di Candela che subisce il fallo. Calcio di punizione. Sannasardo sul pallone. Gioca indietro da Capitan Gaio. C'è Neri vicino, si preferisce andare da Sisè che la controlla, alza lo sguardo, indica in avanti e calcia proprio a cercare Sannasardo che prova di testa in qualche modo. Martinez a Maia al volo. Martinez prova a infastidire Valenti. Bella qui occasione per Fefea Maia che ha provato la magia. La Piana spinge Barbara. Per il direttore di gara non ci sono dubbi. Calcio di punizione. Si batte a cercare Gaio. Attenzione a Manfrè che prova a pressarlo. Attenzione qui a Maia che è sul pallone non controllato dalla difesa del Licata. E con Martinez che non era riuscito ad arrivare sul pallone, per poco non si infila. Però il pallone era troppo lungo anche per lui. Quindi rimessa dal fondo, 32 sul cronometro, 0-0. Fin qui l'occasione, anzi le occasioni più ghiotte ce le ha avute il Licata. Ma la più importante in assoluto qualche minuto fa al 28esimo con Sisè che ha parato il rigore a Calogero La Piana e si resta sullo 0-0. Tedesco, Barbara riesce a intervenire, può giocare, mette giù, c'è Passero vicino, sfida Tedesco, ancora Passero, ancora Tedesco e ancora Barbara. Pallone messo al centro, una rasoiata
del numero 7, oggi terzino destro, che non trova nessuno al centro, rimessa al fondo. Dai, Ale, basta con sta caviglia, vai! Niente, c'è, tranquillo! Ale, Ale! Buona, buona, Ale, dai! Pettinato. A cercare Tedesco. Pallone lungo verso il solito Manfredi che di testa prolunga a cercare il presente Sisè. Gaio la controlla sotto il pressing di Manfred, costretto ad andare avanti, dove riesce a trovare Sanna Sardo. Interviene Brugnone. Rimessa laterale. Chiame sul pallone. Si era avvicinato Candela, ma si va da Fefe Amaya. Palmisano salta. Ancora Candela, anzi scusate, Sanna Sardo a infastidire Merola. Poi qua sbaglia Minacori con lo stesso Merola. E allora pallone che può tornare in possesso del San Giorgio, che costruisce a destra con Barbara, che alza lo sguardo, poi preferisce tornare indietro da Neri, che scambia con Diacatela, aveva capito Viglianisi, e allora può ripartire Illicata con Minacori, che prova ad accelerare, c'è la piana vicino, ancora Minacori che prova ad affrontare Neri, la piana trova la deviazione proprio del numero 2, calcio d'angolo, riesce a chiudere la difesa del San Giorgio. Una ripartenza che poteva essere molto velenosa con Minacori che aveva messo il turbo, aveva visto e servito la piana, che ha affrontato Neri, ha trovato la deviazione, calcio d'angolo, tutti dentro, tranne Tedesco, Brugnone e Pettinato, e ovviamente la piana che sta battendo. Pallone messo dentro, Neri di testa, allontana, Sanna Sardo mette giù e può ripartire. Sanna Sardo calcia in avanti a cercare la corsa di Martinez. Spinge qua su Merola, non c'è nulla. Può giocare Candela, può calciare Valenti. Qualche secondo d'attesa per Valenti per cercare di capire cosa fare. Poi attenzione qua, per poco non sbaglia a mettere palla giù con Fefea Maia in agguato. La piana calcia in avanti a cercare Manfred, il cui controllo non è dei migliori, a cercare Palmisano. Qua Brugnone fa la stessa cosa del compagno di squadra, stoppa male e regala il pallone al San Giorgio con una rimessa laterale che può fare avanzare i padroni di casa. Pallone a cercare Candela, che però controlla con una mano. Calcio di punizione, il direttore di gara era vicinissimo per non accorgersi del tocco di mano del numero 8. Calcio di punizione, e allora Calaiò va da Brugnone. Minacori e prolunga per Merola. Merola può metterla al centro, bravo Diacate, che chiude e mette in angolo. Occasione però per il Licata da corner, per sfruttare tutti i centimetri dei giocatori a disposizione di Mister Bonfatto. Oggi squadra guidata, come detto, da Mister Ferrante. Pallone messo al centro, bravo Diacate, che trova subito Martinez, arriva come un treno Brugnone che la fa sua, la ferma, guarda al centro, la mette a cercare Manfred, Gaio di testa, poi Neri che la riconsegna alla piana, e poi denti stretti, corsa, tanta corsa per Neri, che va a chiudere su Calogero la piana. Si sono scambiati i ruoli la piana e Minacori. La piana calcia proprio a cercare Minacori, che prova a prendere posizione su Barbara. Minacori va giù, non c'è nulla, e anzi il fallo lo commette Minacori su Neri. Calcio di punizione. Tornano nelle rispettive posizioni Minacori e la piana. Va giù Barbara, che era già sofferente alla caviglia prima di inizio match. Si tocca la caviglia sinistra Barbara, speriamo nulla di grave.
per il giocatore del Piana, curato dallo staff della squadra di casa. Tanto occasione per un piccolo timeout in panchina con la Piana che chiede indicazioni. Come Ale? Si attende il fischio che è appena arrivato di Delfino per poter riprendere il gioco con Sisè che chiede a Yame di indietreggiare per poter avere più possibilità di ripresa di gioco. Qua sbaglia Sisè, allora Minacori ne approfitta. Minacori può calciare. Yamme poi Neri, attenzione allo scontro tra i due, non c'è nulla. Calciata in avanti, Viglianisi l'arpiona, però lo fa per dar pallone a Candela, poi Brugnone, Candela, Merola, va giù Merola, non c'è nulla se non rimessa laterale per il San Giorgio, mentre resta a terra Va bene, mister, dai! Peppe Martinez. Delfino che si chiarisce con Martinez, si può ripartire con Yamme che torna indietro da Sisè che la controlla nonostante il pressing di Manfred. Calcia, in questo caso non riesce a intervenire Passero, pallone per Illicata con la Piana che non riesce a spizzare tanto quanto basta per non far arrivare sul pallone Barbara. Poi qua Gaio, Viglianisi, la Piana a calciare, a cercare Manfred, c'è Yamme che l'appoggia in tranquillità per evitare guai ben peggiori a Sisè che calcia subito in avanti a cercare Martinez. Il pallone però rimbalza e scappa via. Se contro l'Accademia Trapani 2 settimane fa a giocare brutti scherzi potevano essere le pozzanghere, oggi il campo non si vede però è bagnato perché ha piovuto e quindi quando il pallone rimbalza scappa via. Candela non riesce a tenere il pallone. Diacate scambia con Yamme, Viglianisi. Ancora Martinez, Sannasardo. Scambia con Amai. Ancora Sannasardo che finta il controllo. Poi cerca in qualche modo di tenerla lì. Sul pressing di Brugnone. 40esimo sul cronometro. Regna l'equilibrio. Lo ricordiamo al il calcio di rigore sbagliato da Lapiano, per meglio dire parato da Sisè. Pallone a cercare Sannasardo, Brugnone lo presa, magia di Sannasardo che riesce a passare, forse aveva anche trovato la deviazione del 24, non per il direttore di gara. Rimessa dal fondo per Ullicata che, come detto, è al momento a più 10 con 50 punti in classifica, più 10 sul terreno delle seconde. San Vito, Partinico e Camarat. Camarat che ha agguantato il secondo posto ieri pomeriggio battendo l'Unitas Sciacca. Valenti a cercare Manfred, tocco di Diacate, allunga il braccio, allarga il braccio Diacate. Calcio di punizione. La Piana sul pallone, c'è anche Pettinato, studiano un poco la situazione, i due del Licata col pallone che però scappa via per il vento. Pettinato è costretto a tenerla alla Piana, quindi poche altre possibilità di gioco. La Piana alza lo sguardo, la mette al centro a cercare Manfred, bravo di testa Diacate che allontana per Sannasardo, fa correre Martinez, corre Bugnone, corre pure Pettinato che la mette in rimessa laterale senza pensarci su troppo. Chiamme a cercare il solito Sannasardo che va giù. Calcio di punizione.
e c'è l'ammonizione per Capitan Calaiò, se non sbaglio. Distanza, non è stato possibile capire a chi il direttore di gara abbia sventolato il cartellino giallo per proteste. Fatto sta, calcio di punizione per il San Giorgio con passero sul pallone. 43 sul cronometro, ancora 2 da giocare e poi sarà recupero. Pallone che anche in questo caso scappa a Passero per il vento, che batte nella zona in cui sono presenti i tifosi dell'Icata. Passero la mette al centro, prolunga Viglianisi, cercare Neri, va giù Valenti. Neri lo aiuta a rialzarsi, ma intanto pallone che corre verso l'angolo. Sul pallone torna il solito Passero. Cinque in area di rigore. Diakate e Viglianisi che si abbracciano. Pallone messo al centro, non riesce Capitan Gaio, poi Amaya, pettinato, può allontanare, Amaya interviene, non in maniera fallosa, però il pallone che si allontana, quasi che c'è il fallo, attenzione, cartellino giallo anche in casa San Giorgio, con l'ammonizione giusta per fallo su Brugnone di Candela. Calcio di punizione con Amaya che intanto chiede spiegazioni al direttore di gara, qualche chiarimento per qualche occasione con il direttore di gara. Capitan Calaiù sul pallone, c'è vicino pettinato, a destra c'è Brugnone, a sinistra Tedesco. E allora ora Calaiù che sarà costretto ad andare avanti, così è a cercare Minacori che di testa trova Merola che però manca l'appuntamento col pallone. Allora San Giorgio che può costruire azione offensiva con Yam a cercare col destro Barbara la piana. Passero non molla. La piana, ancora la piana, prova la giocata. Bravissimo Passero. Tedesco sul pallone. Pallone in avanti a cercare la piana. Ancora Tedesco. Manfred con Neri che mette le braccia, così come mette le braccia ora Pettinato. Non è fallo quello di Neri, lo è quello di Pettinato. Calcio di punizione. Segnalato un minuto di recupero dal direttore di gara. Neri sul pallone, può calciare in avanti a cercare la zona di San Nasardo che non arriva di testa. Rimessa dal fondo. Valenti sul pallone fa correre il cronometro. Sentite in sottofondo Mister Boncore che ha perso la voce per richiamare i suoi. Vuole più ritmo, più velocità, più gioco. Attenzione, Valenti si fa male mentre sta rinviando un problema muscolare per il numero 20 che resta giù. Intanto inizia a piovere. Vedremo cosa sarà per Valenti. Stava rinviando. Valenti si è fermato di botto, ha sentito tirare forse la coscia. Amaya vicino a sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore
delicata, che continua a toccarsi la coscia. Si avvicina Pettinato per aiutarlo ovviamente nella rimessa. Però c'è orgoglio da parte di Valenti, se ne vuole occupare lui della rimessa. Calcia in avanti, ovviamente recupero che stavo dicendo che si era prolungato non più di tanto. Finisce qui il primo tempo 0-0 tra San Giorgio Piana e Licata. Occasioni da una parte e dall'altra, ma l'occasione più ghiotta è capitata tra i piedi di Calogero. La Piana al 28esimo minuto con il calcio di rigore assegnato da Delfino per fallo di Yammesu Manfred. Dal dischetto si presenta Calogero La Piana, che però viene murato da questo signore qui che vedete inquadrato, Sisè, che in questo momento salva il San Giorgio. Risultato dunque tra San Giorgio Piana e Licata il 0-0. Noi ci prendiamo una pausa e ovviamente ritorniamo per vivere insieme i secondi 45 minuti di questo fantastico San Giorgio Piana Licata. Bagliano alla battuta, Panormus che sta soffrendo, cross in mezzo al primo palo, attenzione perché la palla passa e arriva il gol di Conforto, una palla che ha praticamente fregato i difensori in maglia nera. Arriva il gol di Segreto, 1-0 Athletic Club. Calcio d'angolo forte in mezzo di testa, Ganci. Un gol incredibile qui la Panormus, anche palla adesso in Grassia che può provare ad andare, palla lunga a cercare Conforto, ottimo il passaggio, ottimo il controllo di Conforto e prova a passare, poi viene buttato giù da Filoreto. Filoreto in ritardo, lì lo tocca, adesso parte Conforto, spiazza il portiere, arriva la doppietta del numero 7 Conforto. Gallo in velocità, prova a partire il contropiede, palla adesso su Ingrassia che prova a puntare l'uomo. Ingrassia si allarga sulla destra, Ingrassia poi colpisce forte il pallone Geraci. Attenzione perché c'è il 5 che ha posizione per tirare, tira un pochettino alto, era giusta l'idea di Luna lì, l'unica occasione forse di tiro che ha avuto la Panormus, la sfrutta in velocità che prova ad andare via. Conforto, frena Conforto, entra dentro l'area Conforto, poi passaggio a rimorchio il destro e arriva il gol di Vitale, 3-0 Athletic Club, ottima azione creata. Subito il pressing dell'Athletic Club con Vitale Ingrassia, attenzione perché sbaglia qui il portiere Ingrassia, arriva il gol 4-0, qui erroraccio di Zerillo da Macchiarella, palla lunga a cercare Ingrassia, di destra riesce a spizzare, c'è Pace in velocità, Pace, è arrivato il gol anche del neoentrato Pace, così prevedibile questo gol, ma di oggi arriva a 40. Attenzione perché adesso può andare l'Athletic Club con Vitrano che scivola su questo pallone, non riesce a colpirlo. Prova a provare a mettere in mezzo questo pallone, Panormus che prova a giocare vicino occhio perché si è smarcato bene, può provare ad andare, palla al limite, riesce a passare il destro, tiro velleitario che non impensierisce schiera. Pace, corre via, c'è il secondo palo libero, ancora Pace, entra dentro l'area, Pace si allunga fino al fondo campo, poi tenta il tiro cross rasoterra. Fantasista dei bianco-blu, poi Pane con Ledesma di prima, Pisciotta, qui bella giocata, bella trama che libera Pierce, al tiro Pierce, sparacchia sopra la traversa, ma che bella azione qui del Camarat. Cuffaro con il cross, il velo di Osvaldo, la palla poi torna da lui, c'è Pierce, spalla alla porta, Pierce controlla, va giù, palla che finisce, buona per gol! Kevin Guadalupo, vantaggio Camarat, ma qui grande lavoro di Nacho Pierce che fa da Vaccaro, allora palla lunga a cercare di scatenare i cavalli di Ba, poi Noto, è tutto regolare, Noto strozza la conclusione, ma qui le proteste per un fallo antecedente.
rimessa per Tarantino, pallone in aria, colpo di testa a mettere fuori, attenzione al controllo e al tiro, deviato da parte del numero 7 Colantoni, blocca Dolenti. Guadalupo si propone Osvaldo, la palla è per lui, scambia ancora un Guadalupo che cambia fronte, va da Pierce, posizione regolare di Nacio Pierce che mette in mezzo il pallone, prova ad arrivare Osvaldo, c'è sul secondo palo Pisciotta, Di Paola apre il compasso e salva. Pisciotta, qui lo scambio con Guadalupo che riesce, Guadalupo ha un pensiero di calciare verso la porta, Di Paola, calcio d'angolo. Intanto battuta lunga, colpo di testa, Ledesma nel posto giusto, al momento giusto, 4-0, Matteo Ledesma. L'argentino con la giocata, la palla messa in mezzo, Pisciotta tenta la sforbiciata, la palla rimane lì, Guadalupo la sistema, Pane! Michele Pane, Karel Tris, il Camarat, poco prima della fine del primo tempo, ancora in gol, il playmaker piemontese. Colpo di testa di Caronia, Pisciotta, palla fuori, non di molto. Quello di Cruciata, intanto prova a passare Guerreiro, Guerreiro lato corto, palla in mezzo, Andava solo lui, ecco Nacio Pierce, 4-0 Camera. Tutto chiuso, Ledesma prova nuovamente a bucare le linee del Castellammare, gran giocata intanto di Pisciotta a sinistro, palla fuori, gli sta mancando solo il gol. Arbitro per questa punizione per il Camarat, Di Marco, bella palla che non viene però controllata da nessun compagno, ma l'arbitro mette i 3 fischi, è finita la partita, il Camarat batte il Castellammare con un netto 4-0, continua la corsa, continua il sogno dei montanari che adesso vedono sempre più concreta la zona playoff. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Favazza di Terrasini, dove è in procinto di iniziare la gara tra Terrasini Mundi e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, anzi hanno quella grinta in più. Adesso occhio attacco, ottima idea, qui c'è un'altra volta il pallone fermato solo sulla linea e c'è il vantaggio del Terrasini con il tiro da parte del capitano, da parte del numero 9 De Luca, è arrivato nel corso del mercato di dicembre e segna la terza rete del suo campionato con la maglia del Terrasini. Allora può battere il Terrasini corto con Aprile al limite, Aprile ancora al controllo del pallone, il numero 7 che prova il destro, Demiere sicurissimo, andava lontano Secter a cercare Lio, poi Mondino può andare, Mondino troppo tenue il sinistro e il numero 26 che poi appoggia a Owusu, ancora Reina, il tocco di Mondino, c'è Berry, lo scambio, Mondino è in aria, ancora lui, Mondino, Ferrone e De Gregorio, va al centro Mondino con lo stacco di Owusu a cercare Lio, ancora lui, Lio, il tacco per Perrone, la parata di Lafata, poi c'è al centro a vuoto Owusu, attenzione a Colle, in rovesciata addirittura chiude il Terrasini, ma c'è ancora Owusu, pallone che rimane lì, Owusu arriva poi il sinistro di Stassi. Nel corso del secondo tempo qua De Luca mantiene buono il pallone, Mangiacavallo apre ancora per Bargione, può andare il 10, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, la toccata Viviano, batte il Gemini con questo pallone che arriva, poi c'è Stassi in aria, arriva il gol, ha segnato il capitano, proprio lui, proprio Messineo, ma è alta la bandierina, è alta la bandierina. Fuori gioco credo di Stassi in occasione della sponda. Secter col mancino allontana a cercare un'altra volta l'arrivo di Colley,
non c'è niente per il signor Provenzano. Becca, prova il destro. Adesso occhio a Terrasini che riparte, è spaccato in due il Gemini, ancora Mangiacavallo, De Luca deve aprire, lo fa per Bargione, pallone timido, arriva comunque al 10, ancora Bargione, prova l'esterno, bloccato, Bargione in aria, Bargione la giocata, apre per De Luca che aspetta, a rimorchio arriva Mangiacavallo e De Miere si impegna ed evita il calcio d'angolo, anzi no. Gioca nuovamente il pallone il Gemini, si innalza un campanile, prova a metterlo giù Obusu, c'è ancora Colley. E allora Perrone prepara il maggio deviato, la fata miracoloso sul mancino deviato di Perrone, probabilmente da Stassi, piovono applausi per il giovane classe 2008. Secter, cross che arriva proprio lì, c'è il pallone che rimane da Stassi, stavolta buono, ha pareggiato il Gemini, ha segnato il re, ha segnato Stassi, è 1-1. E c'è il triplice fischio, un pareggio che probabilmente non accontenta nessuno. Il Gemini non esce con i 3 punti dal Favazza grazie a un Terrasini oggi ben messo in campo e che mantiene ancora in vita le sue speranze di salvezza. Rieccoci nuovamente in diretta dal Licauli di Piana degli Albanesi per il secondo tempo di San Giorgio Piana Licata, gara sullo 0-0 dopo i primi 45 di gioco. Lo abbiamo detto poco prima di salutarci, lo ribadiamo per chi si fosse connesso soltanto ora, parità che ci sta tra le due squadre, ma Licata che ha di certo costruito di più e ha avuto soprattutto la palla gol più importante al 28esimo minuto con il calcio di rigore concesso dal direttore di gara Delfino per il fallo in area di rigore su Manfrè. Sul pallone si è presentato Calogero Lapiana, che però si è fatto ipnotizzare da Sisè, che salva i suoi, salva il San Giorgio Piana, che ha costruito, ha saputo difendersi molto bene sugli attacchi di Calogero, Lapiana, Manfrè e Miracori, ma soprattutto ha saputo anche costruire tanto con Martinez, con Amaya, con Candela e Sannasardo. Tutto pronto per i secondi 45 di gioco, non ci dovrebbero essere sostituzioni. Confermiamo che non ci saranno cambi. Valenti, che è ritornato in campo regolarmente nonostante il problema muscolare subito al termine della prima frazione, quando stava per rimettere in gioco il pallone. Si aspetta
Ancora un attimo per la ripresa di gioco. Ok, tra arbitro e assistenti, tutto pronto per ripartire. Nuovamente tasto play e nuovamente in campo per San Giorgio Piana Licata, secondi 45 di gioco con Capitan Gaio che affida il pallone a Sissé. Vignanisi interviene di testa, poi qua Minacori cade da solo, perde l'equilibrio indietreggiando. Diacate si torna da Capitan Gaio che calcia in avanti, pallone che rimane in campo per un momento, poi appena rimbalza scappa via. Vi rendiamo ovviamente anche notizia dei risultati a fine primo tempo delle altre sfide appena sarà possibile. Non è cambiato nulla a livello di classifica, tutti in parità. Merola per una rimessa laterale. Bagheria a Parmumbal 1-1, poi tutte le altre 0-0. Cus Don Carlo 0-0, San Vito Accademia Trapani 0-0. Marsala, Partini Caudace, scusate, 0-0 e San Giorgio Piana Licata che state appunto vedendo 0-0. Brugnone prova a calciare in avanti, a cercare il movimento di Manfred, pallone che arriva tranquillamente a Sisè che calcia in avanti con Pettinato che prende posizione nonostante l'arrivo di Martinez. La Piana mette giù, Passero lo sfida, forse riesce anche a ottenere l'ultimo tocco, però il pallone che torna in possesso del San Giorgio con Martinez che gioca subito veloce a cercare l'inserimento di Barbara, chiude bene la difesa delicata. Qui Vignanisi cicca il pallone, calcia in avanti con Neri che interviene, a maglia spinto da Merola, poi si ritorna da Sisè che calcia con Manfredi in avvento. Candela va giù, non c'è fallo di Merola, qua sbraccia con Martinez. Diacate si cambia lato a cercare Barbara che ha possibilità di avanzare, controlla col destro, poi continuano ad andare avanti. Palmisano si scambia con Passero, il pallone resta lì, va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, resta giù un giocatore del Piana. Attenzione perché c'è il capannello sugli uomini, anzi sull'uomo del San Giorgio, rimasto a terra Martinez. E attenzione perché Delfino ha il giallo in mano ed è ammonito proprio Martinez per simulazione. Secondo giallo in casa Piana dopo quello di Candela. 2 su 3 in fase offensiva per il Piana hanno il cartellino giallo. Calcio di punizione, torna a piovere sul Piana degli albanesi, lo vedete. Valenti sul pallone, sembra aver recuperato come detto dal problema fisico di fine primo tempo, sicuramente qualche massaggio. Pallone calciato in avanti a cercare Diacate che di testa salta, non riesce a intervenire anche perché c'è fallo. Calcio di punizione per il San Giorgio con Gaio. Diacate in agguato Merola che costringe il San Giorgio ad andare da Barbara, poi qua controllo con fallo di Diacate su Merola. Calcio di punizione, resta giù Merola che la scorsa settimana a Trapani era entrato benissimo nel secondo tempo, aveva sostituito Greco, è entrato dopo 3 minuti, anzi dopo 2 minuti, ha fatto subito gol, il gol del pari del 2-2 per il Licata che poi ha vinto di rigore nei minuti di recupero. La Piana sul pallone, tutti eccetto Brugnone e Tedesco in area di rigore. La Piana calcia, va giù Capitan Gaio, fallo in attacco e calcio di punizione. Gaio lascia
il compito della battuta a Sisè, che alza subito lo sguardo e trova il movimento di Sannasardo, bravo qua a giocarla con Martinez che salta a Brugnone, Candela non riesce a controllare, Palmisano calcia in avanti a cercare il movimento di Manfrè, Gaio va da Sisè che prova a cercare il movimento di Candela, poi qua bravo Yamme a controllare nonostante il pressing di Minacori. Sannasardo alza il pallone, Martinez la controlla, Calaiò lo spinge, qua spinge Viglianisi, Candela rimane giù, non c'è nulla per il direttore di gara se non rimessa laterale per il San Giorgio, resta giù Candela nonostante il colpo subito alla testa. Il direttore di gara Delfino non ha ravveduto gli estremi per il calcio di punizione per il San Giorgio che comunque rimane in zona d'attacco con Candela che scambia con Yamme, poi pettinato che qui allontana, Barbara la fa rimbalzare con la piana che era in agguato, Amaya qua cicca del pallone, può salire pettinato, Amaya fa fallo e mano ritirata dal taschino da Delfino che ha ammonito solo verbalmente il numero 9. Un fallo in questo caso che poteva essere visto anche come tattico, quello di Amaya, che poteva sicuramente ricevere il giallo. Lo ha graziato il direttore di gara alla prima vera infrazione di Amaya. Rimessa affidata a Tedesco che asciuga il pallone, si avvicina alla piana, scambia proprio con Tedesco che la mette al centro a cercare Manfrè che può in qualche modo cercare il controllo, riesce Gaio a toccarla tanto quanto basta per mettere in difficoltà il reparto offensivo del Licata che ora può ripartire dalla difesa dopo il lancio lungo a cercare Martinez che non è riuscito ad arrivare sul pallone. La piana trattenuta di Barbara, Neri in due tempi, rimessa laterale, grida ancora tanto mister Boncore per dare le indicazioni ai suoi, per non farsi trovare impreparati. Amaya, Brugnone, prova a metterla giù, poi ancora qua, Sannasardo che ci crede, sbaglia qua, Viglianisi, Martinez, Valenti! E attenzione perché Valenti mette giù Martinez, calcio di punizione rosso, Licata in 10, gravissimo errore in fase di costruzione di Viglianisi che sbaglia il retropassaggio verso Valenti. Il numero 20 non può far altro che atterrare Martinez che resta giù, si è fatto male e allora Valenti non lascia il campo per infortunio come si poteva ovviamente aspettare dato che si era fatto male a fine primo tempo, lo lascia per l'espulsione che lascia ancora una volta per un'altra partita il Licata in 10. Girandola di cambi in casa di Cato ovviamente per cercare di rimettersi un attimo meglio in campo dopo l'espulsione di Valenti che ovviamente costringerà la panchina giallo-blu a far entrare Mazzola. Esce proprio Viglianisi. E
Eccolo qua il cambio con l'estremo difensore che prende il posto ovviamente di Viglianisi per difendere i pali del Licata, che giocherà in 10. Dai Peppe! Ancora di più Peppe! Ne può approfittare il San Giorgio, che non solo è in superiorità numerica ma ha anche l'occasione da questa punizione di trovare il vantaggio. Dialogo a 4 sulla palla Sannasardo, Neri, Martinez, cioè scusate, Amaya e Gaio, con Martinez che ha lasciato il campo dopo aver subito il fallo di Valenti. Calcio di punizione, vedremo chi tra i tanti si occuperà della battuta. Si allontana Sannasardo, restano Amaya, Gaio e Neri, con Neri che probabilmente toccherà il pallone. Fischia Delfino. Può partire Fefea. Maia! Barriera, poi ancora Maia, ancora Muro. Si salva il San Giorgio, poi il pallone che viene messo dentro con Mazzola che la fa sua. Brugnone, anzi scusate, Tedesco. Piove sempre più Allicauli. Pallone per Palmisano, attenzione Minacori, il movimento con Yam che fa rimbalzare il pallone. La piana, la mette al centro a cercare Merola. Yamme. Rientra Martinez proprio con Sannasardo in possesso sulla fascia. Pallone a cercare Barbara. Avanza Barbara. Barbara la mette al centro. Candela. Passero. Passero. Può calciare. Murato. Calcio d'angolo. Concentrati Mario! Al voodoo! Sul pallone Passero. Pallone messo al centro a cercare Candela. Anzi, a cercare Amaya, scusate. Non c'è nulla se non rimessa dal fondo, ancora più forte. Piove qui al Licauli. Ora match che diventa complicato per le condizioni meteo, con pettinato sul pallone. Cercare il movimento di Minacori. Minacori può giocarla a cercare il movimento di Manfred. Bravo Gaio in questo caso. Poi attenzione, lo scontro tra Minacori e Yamme. Il calcio di punizione è per il San Giorgio, ma tanto da ridire. Minacori. Sannasardo. Da Diacate. Si va a cercare il movimento di Barbara. Neri. Pensa addirittura al tiro Neri. Il passaggio largo a cercare Martinez. C'è fuori gioco. Si salva qui il San Giorgio. E attenzione, esce Merola ed entra Greco. Calcio di punizione ovviamente per il Licata. Pettinato, calcia in avanti. Cercare Manfred, bravo Gaio. Neri difende su Sisè e cominciano ad esserci le prime pozzanghere in campo che potranno rendere complicata la prosecuzione del match. Poi qua il pallone frenato dal vento. Sannasardo, Diacate, calcia a cercare Barbara. Non può arrivare. Rimessa laterale.
si gioca con Manfred. Il contatto, non c'è nulla per il direttore di gara. E allora Yamme che può salire palla al piede, è da solo. Pallone che rallenta. Diakate. Si torna da Neri, avete visto il pallone che alza tanta acqua. Poi qua c'è stata la deviazione, Brugnone prova a difendere con il pallone che termina in calcio d'angolo. Bravo Martinez a pressare, a dare fastidio a Brugnone che non ha potuto far altro che tentare di controllare il pallone per rinviare, ma il pressing del giocatore del San Giorgio ha fatto il suo. E allora passelo sul pallone. Fischia il direttore di gara. Chiede ovviamente a Greco e a Gaio di avvicinarsi per parlare, per dialogare. Attenzione, un contatto in area di rigore. Non abbiamo visto tra chi. Tanto c'è cartellino giallo in mano del direttore di gara. Direttore di gara che è costretto ad avvicinarsi al suo assistente Marino, che i giocatori del San Giorgio e anche quelli del Licata hanno ovviamente chiesto l'intervento di Marino. Qua c'è il giallo per Yamme. Gaio chiede ancora spiegazioni a Marino. Passero sul pallone. Passero. La mette al centro per Gaio. Bella. Conclusione incrociata di Gaio di testa. Poteva intervenire Yamme, che però non si aspettava che il pallone finisse in quella zona lì. Si salva il Licata, cresce il San Giorgio, figlio anche della superiorità numerica. Barbara scambia con Passero, ancora Barbara contro Palmisano, pettinato, la ferma, si salva il Licata. Manfred poi qua a contrasto con Gaio. Manfred, Sisè, Minacori, Greco di testa, non riesce a controllare. Allora Diakate calcia in avanti, ancora Brugnone. Gaio, la palla rimbalza e scappa via. Minacori alza la gamba, calcio di punizione per gioco pericoloso di Minacori. Passero, Sanna Sardo, Neri per poco perde il pallone. Passero da Barbara, alza lo sguardo, la mette al centro a cercare Amaya. Il pallone arriva comunque da Fefe Amaya che calcia. Pallone che termina fuori. San Giorgio che ovviamente sta cercando di sfruttare quel buco lasciato a centrocampo con il cambio obbligato di Mister Ferrante, oggi in panchina al posto di Boncore, squalificato, per ovviamente fare entrare Mazzola. Calcio di punizione e vedete, non vedete anzi, perché non ve li sto per inquadrare perché non è ancora pronta la sostituzione, però ve l'anticipo. Esposito e Micchi pronti ad entrare. Si deve attendere ancora un attimo. Ferrante aveva chiamato la sostituzione e ci ha ripensato per far battere questa punizione con la piana sul pallone. Pallone a cercare Manfred, bravo Diakate, poi corre Greco. Pallone che termina in rimessa laterale in favore del San Giorgio. Subito battuta con Brugnone sul pallone. Ora sì che li vedete inquadrati. Esposito e Micchi. Palmisano, bravo a intervenire. Ancora Palmisano. La palla che resta lì. La piana non riesce a controllarla. Diakate va da Neri. Arriva come un treno tedesco. Cade Neri. La rimessa laterale però è per il Licata. Non l'aveva capito
il giocatore del San Giorgio. E ora sì, che si può andare alle sostituzioni con Esposito e Micchi. Per Micchi ovviamente esce Manfred. E per Esposito invece esce Minacori. Ed è cambio anche in casa San Giorgio. Fuori Fefe Amaya, dentro Secan. Eccolo qua Secan che prende il posto in campo al posto di Fefe Amaya. Si attende ovviamente il riposizionamento dell'assistente Cottone per poter riprendere il gioco. 66 sul cronometro, 0-0, Licata in 10. E Ferrante che comunque non si tira indietro per cercare il gol. Brugnone, il pallone rimbalza, Secan lo controlla, pallone messo dove poteva o comunque poteva tentare di arrivare Esposito, il pallone era troppo in là. Rimessa laterale per il San Giorgio con Yamme a cercare Candela, Greco da Tedesco, calcia in avanti a cercare il neoentrato Micchi, il pallone rimbalza e scappa via ed è facile preda di Sisè che può calciare lungo, il pallone però con sfortuna si alza ma rimane nella zona della tre quarti campo del San Giorgio, che comunque riesce a recuperare con Barbara. Sanna Sardo scambia con Martinez. Palmisano qua non riesce a costruire bene, poi fallo di Capitan Calaiò su Capitan Gaglio, batti 5 tra i due, calcio di punizione sul pallone di Acate, calcia in avanti a cercare Secan, interviene Mazzola. Tedesco, Passero prova a infastidirlo, pallone che arriva a Barbara, Secan è spinto da Pettinato, Martinez mette giù, controlla su pressing di Calaiò, ancora Sannasardo che sfida Greco, prova a metterla al centro con deviazione, calcio d'angolo, occasione in zona offensiva per il San Giorgio. Passero sul pallone, pronto a metterla al centro dove prova a saltare Yamme, non interviene, poi Esposito che può correre per il contropiede del Licata. Esposito, ce ne sono addirittura due del Licata, poi sbaglia qua Esposito e qua sbaglia Sisè. Ne approfitta il Licata con Micchi che va giù, non c'è nulla sul contatto con Gaglio, allora può giocarla il San Giorgio, qua sbaglia Secan, l'idea c'era, Passero deve impegnarsi per tenerla in campo, ci riesce, scambia proprio con Secan, bravo Pettinato, il pallone che però torna da Passero, messa al centro, Mazzola mette i guanti, pallone calciato in avanti a cercare i centimetri di Micchi, c'è però un guardia neri, Passero può salire, ancora il San Giorgio, Secan controlla, si gira, guarda al centro dove c'è Sannasardo, arriva Candela che può calciare, pallone fuori di poco, bellissima azione offensiva del San Giorgio con Candela che arriva alla conclusione, Mazzola che trema ma che si salva, rimessa dal fondo, Mazzola sulla palla, Micchi non riesce a intervenire, il pallone gli rimbalza di sopra,
Poi ping pong di testa da una parte e dall'altra. Sanna Sardo non riesce a scambiare con Candela. Micchi fa correre Esposito. Bravo Yamme. Poi Brugnone prova in qualche modo a infastidire la difesa del San Giorgio. Palmisano salta sul posto e non riesce a dare forza al pallone. Neri da Barbara. 70 sul cronometro. 20 alla fine. 0-0 tra San Giorgio e Licata, con San Giorgio Piana in superiorità numerica. Espulso Valenti nel Licata. Pallone a cercare Secan. Diacate. Bravo qua a prendere posizione sulla Piana. Passero può calciare in due tempi. Più uno possiamo anche dire. Mazzola che la mette giù e aspetta che arrivi Secan per prenderla e rinviarla, ovviamente. Conta il direttore di gara. Mazzola calcia, il pallone si frena, resta in zona di Akate. Secan non era in posizione di offside come volevano i difensori del Licata. Recupera il pallone Sanna Sardo, pettinato, pallone che scappa via. Diacate, bravissimo in questo caso. Greco non riesce a intervenire, pettinato, calcio in avanti a cercare la corsa di La Piana, che si arrende perché la sfera scappa via. E attenzione perché resta giù Diacate. Si rialza il numero 6 del San Giorgio. Si può riprendere. Si sei sul pallone. Può calciare lungo a cercare Sanna Sardo, che in solitaria controlla Esposito. Qua bravo su Candela. Poi ritorna Sanna Sardo. Ancora Esposito che prova a infastidirlo. Incrocio di Yamme che può entrare in area di rigore. Brugnone mette il piede. Il pallone si ferma. Non è neanche rimessa laterale. Esposito calcia a cercare il movimento di Micchi, che però viene coperto bene da Gaglio, che torna in sicurezza da Sisè. Attenzione qua, si prende un rischio l'estremo difensore del San Giorgio. Diacate si guarda indietro perché stava arrivando Micchi. Neri al piccolo trotto, prova a salire il numero 2. Alza la testa, vede Secan, c'è Barbara, torna su di lui Tedesco, la mette al centro, non c'è nessuno, o meglio, poteva esserci Martinez che è stato costretto a correre. Qua La Piana fa correre Micchi, però Gaglio mette il piede ed è rimessa laterale. Bravo qui Capitan Gaglio a chiudere il contropiede del Licata. Vedremo tanto e molto spesso sicuramente queste azioni da parte della squadra giallo-blu, che non può prendersi rischi in fase di costruzione essendo in 10. Attenzione qua il pallone che scappa via, può andare La Piana che calcia, bravissimo ancora una volta quasi sé. Bravissimo al 73esimo a mettere nuovamente i guantoni sulla Piana. Un duello che al momento sta vincendo a mani basse l'estremo difensore del San Giorgio. Poi pallone calciato in avanti, rimessa laterale. Barbara sulla palla. Altra occasione ghiottissima per Calogero La Piana. E altra parata di Sisè dopo il calcio di rigore parato nel primo tempo. Poi qua c'è stato calcio di, cioè un fallo e calcio di punizione fischiato per il Licata, con La Piana che lascia il compito di battere a pettinato. Sul pallone il numero 6 che va proprio dalla Piana, che può giocarla con Palmisano che la mette al centro. Micchi gira di testa, non riesce ad avvitarsi bene. Pallone in rimessa al fondo. Si sei sul pallone. 15 al termine di questa partita. Al momento ferma sullo 0-0. Sisè rinvia. Diacate
di testa, la voleva allungare, la alza solamente con Esposito in agguato che la fa sua, però c'è anche Martinez che riesce a controllarla a centrocampo, poi la piana forse con un braccio, non per il direttore di gara, poi non riesce a vincere il duello con l'altro numero 10, Sannasardo, il pallone che sfrena qua su una pozzanghera, poi calciato in avanti, arriva in zona Sisè, pallone che termina fuori, rimessa dal fondo, possibilità di rifiatare per entrambe le squadre, attendendo la ripresa di gioco di Sisè. Gaio alza la testa, prova a calciare, a cercare Martinez che sfida fisicamente Brugnone. Candela va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, si continua per vantaggio. Allora Diakate controlla di petto su Micchi, bravissimo qua il numero 6 ad aprire di destra a destra per Barbara. Passero spinto da Pettinato che difende il pallone, va giù, rimessa dal fondo. Voleva difendere la rimessa Pettinato, c'è riuscito con Passero che lo ha spinto. Mazzola sul pallone, tanto si riscalda Arario che potrebbe essere il prossimo ingresso in campo del Licata per poter dare nuova linfa, nuova verve, vivacità alla squadra capolista. Yamme di testa, Diakate, ping pong di testa tra le due difese. Esposito non riesce nella giocata, Greco di testa, Sannasardo prova a metterla giù, pallone che rimbalza, Micchi forse fa fallo, non per il direttore di gara, calcio di punizione non fischiato dal direttore di gara che ora però chiede un attimo di tempo per cercare di capire le condizioni di Greco, rimasto a terra. Rimessa laterale affidata alle mani di Yamme. Si torna indietro da Capitan Gaio che controlla, alza la testa e c'è il solito Neri presente alla sua destra. Calcio in avanti a cercare Barbara, bel controllo, Capitan Calaio prova ad allontanarla, Palmisano trattiene quanto basta Passero per fargli perdere il tempo di gioco, fargli toccare il pallone e farlo spegnere in rimessa laterale con Tedesco che ora guarda i suoi e su indicazioni di Lapiana sicuramente proverà ad andare lungo, così è, cercare i centimetri di Micchi. Il pallone che si alza, Gaio, palla torna lì, si è concluso poco perché si torna nuovamente lì in zona Tedesco che forse ha guadagnato una decina di passi. Rimessa ancora lunga, cercare la piana che la allunga, cercare Micchi che va giù, calcio di punizione. Pallone a cercare Esposito, bravo qua Yamme, Candela, Secan, dove a controllare, arriva la piana a recuperare il pallone, Palmisano che deve cercare di smarcarsi da Passero e soprattutto superare quella pozzanghera lì a centrocampo che ha frenato il pallone. Micchi di testa, l'idea c'è, non, però la precisione per metterla in atto con la piana che era scappato via, e lì proprio dove doveva esserci il numero 10 invece non c'era nessuno. Rimessa laterale per il San Giorgio, qui fallo subito da Secan, si riprende subito il gioco a cercare Yamme, pallone a metà strada tra Passero e Barbara, la piana trova Micchi, può correre il numero 22 che attende Calogero, la piana, qua sbagliano i due e allora il Capitan Gaio che può correre, può fare ripartire il contropiede del San Giorgio, scambia con Sannasardo, Gaio la mette al centro da Secan! Secan
contropiede micidiale del San Giorgio Piana ed è il vantaggio dei padroni di casa. Segna Secan, ma che ripartenza affidata a Capitan Gaio, che scambia velocemente con Sannasardo e arriva il gol dell'1-0. Sfrutta benissimo la superiorità numerica il San Giorgio per segnare il gol del vantaggio all'80°. Secan ed è una carta azzeccata di mister Boncore, che aveva fatto entrare Secan in questa seconda frazione al posto di Fefe Amaya. Letale l'attaccante oggi, maglia 19. San Giorgio 1, Licata 0. Ora Licata che deve rincorrere col pallone di Pettinato, che trova la deviazione di Passero. Greco scambia con Tedesco, il pallone nuovamente al numero 29, si torna da Tedesco, bravo Passero, che qua scambia con Sannasardo, veloce il pallone da Martinez, nuovamente a cercare Secan, che non riesce ad arrivare. Tedesco, pallone a cercare Esposito, può puntare Yamme, arriva Brugnone, ancora Esposito, Micchi c'era ma il pallone non arriva nella sua zona. Tedesco di testa, la piana di petto, Greco, Passero, Neri di testa allontana, pallone che rimbalza, è Palmisano che riesce a controllarla. Sannasardo sbaglia il controllo, Calaio, pallone a Pettinato, pallone che corre in difesa Licata con Tedesco che si è accentrato, riceve ora da La Piana, non riesce a controllare, non riesce Micchi a mettere i piedi, sicuramente è infastidire però la difesa del San Giorgio. Qua Yamme cicca tanto quanto basta per non fare intervenire Esposito. Brugnone, la palla da Palmisano, Palmisano che controlla, Palmisano, ancora Palmisano, si va da Esposito, il pallone in rimessa laterale. Ha deciso sapientemente Esposito di non intervenire perché era in posizione di fuorigioco, palla che era scappata via sul controllo di Palmisano. E come avevamo detto, c'è cambio in casa Licata. Esce Tedesco ed entra Arario. Tenta il tutto e il per tutto il Licata per trovare il pari, per evitare la seconda sconfitta in campionato, la prima e unica fin qui subita contro il Camarat. Yamme lungo a cercare Candela che si trattiene con Greco, non lo vedete inquadrato, rimessa laterale per il San Giorgio. Yamme lascia il pallone a Gaio, si gioca ovviamente sul cronometro, i minuti che corrono. Gaio può rimettere lungo a cercare Candela, interviene invece Sannasardo. Passero, finta che aggira la presenza di Palmisano a centrocampo. Sannasardo, Diakate, ancora il numero 6 che non sa cosa fare, calcia allora in avanti a cercare Secan, però arriva Capitan e Calaio, ancora Diakate di testa, controllo di petto, poi può partire Martinez che scambia con Secan, Secan sul pallone, sfida Calaio, poi prova a chiudersi in zona calcio d'angolo, raddoppio con Brugnone che arriva di corsa per farla sua. Arario costretto a indietreggiare, Greco trova la deviazione di Diakate, pallone che si spegne tra le mani di Mazzola. Calaio da Brugnone,
Greco. Pallone calciato in avanti a cercare Micchi, che scambia con Esposito, che corre per cercare di tenerla in campo. Pallone che termina fuori, rimessa dal fondo, ma con Cottone che era anche pronto ad alzare la bandierina per la posizione di offside di Esposito, partito un po' più in là. Resta qui a terra Gaglio, subito un colpo. Cambio alla prossima, chiamata dal San Giorgio. Si sa sul pallone, può calciare lungo. Palmisano di testa, Micchi stop ed ridà a Palmisano, può correre la piana, Barbara alza per Neri che calcia via. Palmisano, ancora pallone alzato con la piana che prova a intervenire di testa, riesce a colpirla ma quando la palla era ormai fuori. Rimessa laterale per il San Giorgio, lo vedete, campo che si sta sempre più riempiendo di pozzanghere perché piove copiosamente qui appena degli albanesi. Robby! Pallone per Esposito che deve correre per Arario. Pallone a cercare nuovamente la costruzione in avanti. Rimessa. Cambio, esce Sannasardo, entra Giannone per dare freschezza in questo finale di partita al gioco del San Giorgio che ovviamente vuole difendere il vantaggio. Gaglio calcio in avanti a cercare nuovamente Secan, Mazzola questa volta si fa trovare pronto, calcio in avanti, Diacate bravissimo di testa a difendere, poi il pallone frena, Brugnone calcia in avanti, Gaglio, Greco, ancora Greco, va da Esposito, poi Iamme, pallone sul fondo e a cercare di accelerare ovviamente la ripresa di gioco è lo stesso Esposito che corre a recuperare il pallone. Sfera consegnata ora a Sisè che può andare alla rimessa. Fischia il direttore di gara per permettere la ripresa celere della partita. Giannone, pallone che resta lì, Brugnone, pallone che frena, poi spallata con proprio Gentile di Esposito che prova ad andare avanti da Arario. Bravo Diacate che però resta a terra. Rimessa laterale per il San Giorgio, ma Diacate urla, si è fatto male il numero 6. Si è girato il ginocchio forse al numero 6. Subito intervento del direttore di gara a richiamare lo staff del San Giorgio. Ultimi minuti di questo match che si è instradato in maniera positiva verso il San Giorgio, che nel primo tempo ha subito le giocate delicate ma è stato molto ordinato in fase difensiva. Si sa che è stato assoluto protagonista con il rigore parato alla piana al 28esimo del primo tempo. Poi nel secondo tempo un'altra occasione ghiottissima per il numero 10, un altro intervento splendido di Sisè. Dall'altro lato il suo collega Valenti invece ha lasciato in 10 il Licata, costringendo ovviamente al riassetto tattico i gialloblu.
ed approfittarne in situazione di inferiorità numerica è stato il San Giorgio, che ha segnato con Secan il gol del vantaggio. Rimessa laterale. Pallone calciato in avanti. Passero. Pettinato, attenzione. Martinez si scontra con Calaiò. Intanto vi rendiamo nota la sostituzione in casa San Giorgio con Diakate, che ha lasciato il campo a Cacicia. Pettinato di testa a cercare Arario, che la prolunga verso la Piana, finta su Neri che non abbocca. Rimessa dal fondo, cioè rimessa laterale, scusate, per il Licata. Non abbiamo visto il recupero assegnato, però pallone che resta in zona offensiva per il Licata, con la rimessa di La Piana che scambia con Arario. La Piana la stoppa. Pettinato la mette al centro a cercare Esposito, che prova in qualche modo a intervenire di testa, non ne riesce, prova a correre Sannasardo, il pallone che poteva arrivare in zona Martinez ma frenato dalle pozzanghere va tra i piedi di Brugnone, che poi cede fino ad arrivare a Pettinato, che calcia in avanti a cercare i centimetri di Micchi. Non c'è nessuno. Pallone per Pettinato che prova a difendere la rimessa. Calcio di punizione per il fallo proprio su Pettinato. Può calciare lungo, anzi deve calciare lungo il numero 6. Pallone a cercare Esposito, arriva prima di tutti Giannone, che può saltare ancora. Brugnone la controlla, pallone che va da Pettinato, si ferma sulla pozzanghera a cercare nuovamente Esposito, palla che scappa via, è rimessa dal fondo. Tira un sospiro di sollievo il San Giorgio, il cronometro corre. Altro cambio in casa San Giorgio con Cavedoni che entra al posto di Martinez. Può riuscire a qualche scontro verbale con qualche giocatore del Licata. Entra Cavedoni. Rimessa affidata a Sisè. Calcia Sisè in avanti a cercare Secan. Giannone, la cicca, rimessa laterale per il Licata. Ultime azioni arrembanti per la compagine di mister Boncore. Pallone calciato da Brugnone, interviene Candela, rimessa laterale conquistata dal Licata, che può con Esposito cercare la giocata. Yammer riesce a intervenire, evitare il calcio d'angolo e addirittura conquistare la rimessa dal fondo. Micchi addirittura per velocizzare mette il pallone giù, e intanto cartellino in direzione della panchina del San Giorgio. Ovviamente non abbiamo visto, è impossibile vedere chi sia l'ammonito. Sisè calcia in avanti, Secan di testa, prova a prolungare per Candela. Pettinato calcia a cercare il movimento di Micchi. Neri di testa a sua volta da Cacicia. Rimessa laterale, 94, anzi scocca il 95esimo di gioco. La Piana, pallone da Capitan Calaiò. Gaglio di testa allontana e finisce qui. Il San Giorgio Piana batte il Licata 1-0 grazie al gol di Secan
Licata che cade per la seconda volta in stagione per mano di Secan, protagonista di questo secondo tempo, ma protagonista assoluto è ovviamente Sisè per il rigore parato a Calogero La Piana nella prima frazione, ma anche e soprattutto per l'intervento nel secondo tempo che ha chiuso la porta al numero 10 del Licata. Ribadiamo il risultato: San Giorgio Piana batte Licata 1-0. Dal Licauli di Piana degli Albanesi è tutto un successo importantissimo per il San Giorgio, una sconfitta che fa sì male a Licata, perché dietro ovviamente possono recuperare qualche punto le seconde, ma Licata che resta primo in classifica in solitaria. E allora dal Antonio Licauli di Piana degli Albanesi è tutto. Da parte di Luca Buccieri, amici di Sportissimi, è tutto. Vi auguro buona domenica.